In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Schifani attacca 3 assessori e prepara il rimpasto. Schifani vuole chiudere il rimpasto entro il mese di luglio per non dare troppo tempo ai partiti per rivendicazioni che potrebbero mettere in crisi il governo. Ma stamani in un'intervista al Giornale di Sicilia gli è un po' scappato il freno e ha attaccato insieme l'assessore Di Mauro MPA, l'assessora Pagana Fratelli d'Italia e l'assessore Turano Lega Corrente San Martino, troppi anche per lui. Bambino cade in un pozzo nel Siracusano e muore. Troppi pozzi incustoditi e a volte finisce in tragedia. Ieri, nelle campagne di Palazzolo, ad un campo estivo, un bambino di 10 anni è salito per gioco sulla copertura di ferro di un pozzo che ha ceduto facendo cadere all'interno il bimbo che è morto. È urgente un censimento e una messa in sicurezza dei pozzi. Movida palermitana e aggressioni, finalmente la stretta. Dopo le numerose aggressioni in pieno centro e durante la movida palermitana da parte di gang di giovanissimi, finalmente il prefetto ha deciso di convocare il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica e procedere ad una stretta con notevole aumento della presenza delle forze dell'ordine, con presidi fissi, pattuglie mobili e controlli attraverso le telecamere in rete. Escono dalle celle, sfregiano un detenuto e tornano. Come da tempo sostenuto nelle proteste sindacali delle poche guardie penitenziarie, nelle carceri succede ormai di tutto. Ieri a Lucciardone un gruppo di detenuti ha compiuto una vera e propria spedizione punitiva nei confronti di un recluso extracomunitario. Hanno rubato le chiavi ad un agente, hanno trovato il malcapitato, lo hanno picchiato e sfregiato al volto e sono poi tranquillamente rientrati in cella. Forse è ora di dire basta con l'anarchia. Discarica di Lentini, il giudice accusa. Da quanto si legge sul quotidiano La Sicilia, il GIP nel provvedimento che ha determinato la chiusura e il fermo dell'impianto della discarica Sicula Trasporti di Lentini ha contestato contraddizioni e comportamenti procedurali delle pubbliche amministrazioni che appaiono a dir poco ambigui e ondivaghi. Ci rendiamo conto di questa posizione, ma forse nelle emergenze magistratura e amministrazioni dovrebbero collaborare di più. L'ARS boccia il Parco degli Iblei. La Commissione Territorio e Ambiente dell'Assemblea regionale siciliana, alla fine di una lunga serie di audizioni, compresi i sindaci della zona e espressioni di ogni parte politica, ha stabilito che non vi sono le condizioni per l'istituzione del contestato Parco Nazionale degli Iblei e che non è possibile imporre vincoli aggiuntivi a quelli esistenti. Le conclusioni verranno inviate al Ministero dell'Ambiente. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana, il nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.